sono piuttosto cospicue perché si tratta del non trasferimento dell'80% delle somme dovute alla regione, esclusa la sanità. Cioè vuol dire che se non si fa questa legge, se non viene fatta questa legge, la regione non prende l'80% dei trasferimenti, non dei trasferimenti per il Consiglio, di tutti i soldi, parliamo di miliardi di euro. Allora, una cosa, mi sembra di aver capito dunque che al netto di tutto voi guadagnerete 2.500 euro netti al mese, più vi farete rimborsare le spese di trasporto sostanzialmente con un tetto massimo di 2.000 euro mensili. In realtà noi il nostro tetto massimo, perché siamo così, è 1.000 euro per i... No, non avete 2.000. No, questa è la proposta di legge. Allora, noi stiamo agendo su due livelli. Uno è sì, questo è chiaro. 1.000, quindi per noi sì, il tetto massimo dei rimborsi per il trasporto pubblico. Più 1.000 si fanno missioni. Al massimo 1.000. No, il Vito non c'è. Non c'è. Abbiamo però diciamo, le spese telefoniche quelle sì e credo che sia 100 euro. No, non abbiamo ancora. Quindi rimborso massimo di 1.000 euro, sì. Auto e spese telefoniche. Sì, a parte se non eventuali in più, oltre i 1.000. No, però c'è solo sul chilometrico qualcuno a 750 sì. euro, quindi ancora 250 euro. E non li prende. Sì, certo. Sì, diciamo siamo francescani, però questo è quello che facciamo noi. Sì. No, ma c'è una cosa volevo aggiungere sul e però capiamo che l'esempio è impegnativo. Nella proposta di legge che facciamo tendiamo a essere più generosi, tenendo conto delle possibili obiezioni e cercando di essere insomma realistici. La speranza che venga accettato. Certo, ci batteremo su questo. Proponendo le cifre a cui ci aderiamo noi sarebbe più difficile. Praticamente che la prendono anche in considerazione. No, ecco, volevo solo aggiungere una cosa ulteriore. Per quanto riguarda i 5.000 lordi, se voi fate caso, anche ovviamente il Presidente Serracchiani ha sempre dichiarato che vuole portare l'indennità dei consiglieri pari praticamente a quella dei sindaci di capoluogo, no? Di provincia, e si riferisce ai 6.300 euro lordi, però in realtà l'indennità dei sindaci sarebbe 5.000, poi c'è la maggiorazione per chi ha situazioni di lavoro particolari e si va a 6.300, quindi non è che ci stiamo discostando molto, quindi potrebbero benissimo farlo anche loro, 5.000 per chi non ha situazioni di lavoro particolari, al massimo 6.300, per cui siamo già lì. Tante volte in campagna elettorale ci hanno detto ma come farete a vivere con 2.500 euro al mese? E noi l'abbiamo ripetuto in campagna elettorale, lo ripetiamo anche adesso, sono praticamente 3 stipendi precari di una famiglia che praticamente possiamo dire il 50% delle famiglie friulane vivono la stessa situazione. Il genitore, padre, madre o figlio e hanno praticamente gli stessi soldi. Noi ce li abbiamo, solo uno di noi praticamente porterebbe a casa questo stipendio, per cui quando non vogliamo neanche sentire persone che ci dicono come farete a vivere con 2.500 euro più i rimborsi, ok? Quindi era solo per aggiungere una cosetta in più. Allora, una domanda un po' più tecnica. Sì. Nella scorsa 2 finanziarie fa è stato abolito il vitalizio per legge, dopodiché è stato in una certa forma ripristinato, ma non ripristinato il vitalizio, ripristinato la modalità di pensione, cioè il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Sì. Soltanto che questa regione non può, così stretto, legiferare in temi settori pensionistici, di conseguenza hanno dovuto mettere la parola vitalizio.
Ora, se si va a chiedere, attenzione, se si va a chiedere, per dire al Presidente Jacob, ma avete intenzione di eliminare comunque questa cosa qua, lui dice no, perché non c'è più nessuna forma di privilegio. Se si va a chiedere alla Presidente Serracchiani, le dice eliminiamo anche questo. Ora, non è chiaro, e lo domando a voi, visto che ve ne intendete, dove permane ancora, anche perché voi lo state eliminando, l'elemento di privilegio del vitalizio, nel momento in cui una pensione a cui tutti avrebbero diritto. L'elemento di privilegio del vitalizio rimane per tutti i consiglieri che hanno partecipato fino alla scorsa legislatura. No, attualmente. Per quelli da questa legislatura in poi non c'è, perché il fatto che non possa essere chiamato diversamente da vitalizio perché la regione non è un ente pensionistico, la so adesso e mi si spiegano molte cose, ma la forma, infatti la forma che utilizza, ci credo, mi dà delle spiegazioni. La forma che viene applicata attualmente è conforme alle modalità applicate da qualsiasi altro istituto di previdenza. C'è una normativa INPS che prevede la trattenuta dell'8,80 dello stipendio, diciamo, che va versata quindi dal contribuente. Il contribuente versa l'8,80 del suo stipendio attualmente. No, questa è la normativa in generale. Sì, però è stato arrivato ai dipendenti, quindi quello che succede per i consigli regionali. Sì. E il datore di lavoro corrisponde il 24,20 fino a concorrere al 33%. E questo va a formare il montante contributivo per tutti adesso in Italia, dopo la Fornero, tutti sono obbligati a fare così, qualsiasi forma di istituto pensionistico. La Regione, e io penso giustamente, per evitare spese di gestione del fondo e complicazioni normative, immagino, ha ritenuto di applicare la normativa senza aderire a un fondo pensionistico. Quindi cumulerà gli importi per completare il montante contributivo, e quando il consigliere avrà i requisiti per poter usufruire della pensione, tra virgolette, erogherà sulla base dei calcoli delle tabelle fornite dall'INPS. Quindi non c'è nella forma attuale non c'è nessun tipo di privilegio. È stato anche reso facoltativa l'adesione. Pertanto, e questo potrebbe essere un privilegio, perché in realtà chi non aderisce al vitalizio non ha la trattenuta dell'8,80 sulla busta paga. Però non ha nemmeno l'apporto del datore di lavoro a formare il montante, quindi alla fine ha sì l'8,80 di più di stipendio, ma poi non avrà niente. Infatti vedo che non avete la trattenuta dell'8,80, perché no, ma non c'è il Presidente, non ce l'hanno neanche gli altri. C'era un periodo di tempo, 90 giorni? Sì, c'erano 90 giorni di tempo per dire se uno aderisce o meno, quindi per evitare di prima togliere e poi ridare, intanto non stanno togliendo a nessuno fino a che non si consegnano. Voi comunque rinunciate. Sì. Rinunciate anche se non c'è privilegio, perché rinunciate? Sì. No, non rinunciamo perché in questo modo comunque, allora, il datore di lavoro è il consiglio regionale e comunque il montante previdenziale è del 33% rispetto all'indennità, di cui l'8,80 a carico del lavoratore e il 24,20 a carico del datore di lavoro. Rinunciando noi non impegniamo il consiglio regionale per questo 24,20, quindi
come dicevo, è un risparmio di circa 150.000 euro l'anno.